Signora, ma cosa cercate? Pizzaiolo senza esperienza, senza fretta e senza pretesa. E senza che ho cercato, io sto qua. Ah, bene, come ti chiami? Peppe. Ah, Peppe, tras la parte d'inda, tras. Uè, voglio. Casta un bancone, ammaccami una pizza. E che pizza facciamo? Una pizza a fantasia tua. Poiché tengo la stoffa, faccio un calzone. Stoffa, calzone, forte, eh? Ma. Pronto? Pizzeria Scopazzo 2. Sì? Signor, state a mano all'arte. Voglio, è pronto sta pizza. 5 minuti arriva. È arrivato. Me ne sono accorto. Ecco qua. E che se crede? E questa è una pizza senza esperienza. Bah. Vabbè, sta pizza non c'è male, 500 euro al mese. Signora, ma 500 euro questo mese va bene. Ma voi vi dovete mettere a posto perché tengo le mie esigenze. E io tengo che fa, va. Subito mi integrai alla grande nella pizzeria, dando il meglio di me. Facevo il lavoro di 3 pizzaioli messi assieme. E sì, perché lì solo lo stipendio era poco, ma il lavoro era tanto. Ma ero sereno. Vivevo solo una situazione momentanea. Tutto sarebbe cambiato il mese successivo con busta paga e aumento. In pratica, dovevo solo aspettare. Signor, vi sto dando un sacco di soddisfazioni, eh? Te, e cosa non vanno buone? 500 euro. Ancora 500 euro. E la busta paga. A comincia a chittare sta busta e poi dopo va. Bah. Ma io non mi perdevo di coraggio e lavoravo sempre con la stessa grinta. Pensavo, questo mese è andata male, ma sicuramente il prossimo mese avrò ciò che mi spetta. L'impegno va premiato. Peppe, c'è sto stipendio. Ma mica sono ancora 500 euro senza busta paga. No, non ci sta a busta e sto pure 4,50. Ma io non mi scoraggiavo e continuavo a preparare le mie margherite con vera passione. Ma la situazione con Donna Amalia andava risolta. Avevo una famiglia da mantenere e il mensile diventava sempre meno. Con tutto che c'è crisi di pava sempre, qua stanno 400 euro. 400 euro. Quella già mia moglie mi sfotte sempre che voi non mi mettete a posto. Ora mi date pure 400 euro. E io cosa gli porto a lei? I miei saluti, va fatica. Ma io continuavo a fare il mio lavoro, pur avendo mia moglie nelle orecchie che si lamentava e la signora Amalia che non mi trattava come meritavo. Ma la situazione mi stava sfuggendo di mano. Oramai ero fuori di me. Peppe, Sì, signora? tu sei Peppe, la stessa voce. Che ti è successo? Ti sei scurito? Ci credo. Sono 4 mesi che lavoro a nero.